Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Il Consiglio regionale ha approvato la legge che istituisce il comune unico di Corigliano Rossano. Nasce la terza città della Calabria per numero di abitanti. 21 le liste presentate in Calabria, partiti e candidati si apprestano ad aprire la campagna elettorale. Sarà bonificata l'area in cui sorge la vecchia tendopoli di San Ferdinando, la decisione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. La Guardia di Finanza ha perquisito le sedi di Sorica, le multiservizi di Lamezia Terme, 7 gli indagati per interruzione di pubblico servizio. Parla al nostro TG la commerciante che a Cosenza ha soccorso la ragazza vittima della rapina in pieno centro. Era ferita, dice ai nostri microfoni il questore Conticchio, determinanti le immagini del sistema di videosorveglianza. Condannato dal GUP di Vibo a 17 anni e 4 mesi di reclusione Giuseppe Zangari, reo confesso dell'omicidio dell'amico commercialista Bruno Lacaria, avvenuto l'8 febbraio del 2017 nelle Serre Vibonesi. Confronto tra sindacati e governo regionale, fissato una nuova scadenza per la verifica degli interventi sulle risorse. Raccolta differenziata, a Cosenza è la provincia più virtuosa, i dati del dossier di Legambiente sui comuni ricicloni. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque il Consiglio regionale in serata ha approvato la legge che istituisce il comune unico di Corigliano Rossano. Nasce così la terza città della Calabria per numero di abitanti. Nasce la terza città della Calabria per numero di abitanti. Si è conclusa in serata infatti la seduta del Consiglio regionale che ha approvato la legge che istituisce il comune unico di Corigliano Rossano. La legge è stata licenziata dopo l'esito positivo del referendum dello scorso 22 ottobre. È un fatto storico, ha detto il governatore Mario Oliverio. Ora si apre la fase più impegnativa, quella della costruzione della città. È un processo inarrestabile che non bisogna ostacolare né rallentare. Il governatore ha annunciato l'approvazione in tempi brevi di un quadro di riferimento come base per aprire un confronto che dovrà concludersi con la realizzazione della nuova città. Per Franco Sergio, relatore della legge presentata dall'ex consigliere Giuseppe Graziano, la fusione è l'avvio di un processo che modificherà la fisionomia di questa regione. Nel corso dei lavori è stata anche approvata una mozione firmata dallo stesso Sergio che impegna il Presidente della Giunta a garantire i fondi per l'erogazione di contributi straordinari da parte della Regione per 10 anni successivi alla fusione e estendere a Corigliano la zona economica speciale prevista per l'area portuale di Gioia Tauro. Voto contrario invece per Orlandino Greco, che punta il dito contro la miopia politica, ha detto che non ha permesso di creare la grande città della Sibaritide che avrebbe dovuto includere Cassanollo Ionio. Le elezioni del prossimo 4 marzo, 21 le liste presentate in Calabria, partiti e candidati adesso si apprestano ad aprire la campagna elettorale. Adesso ci siamo, completato l'iter di presentazione delle liste, in Calabria ne sono state presentate 21, la campagna elettorale può ufficialmente cominciare. Cerchiamo di scrutare cosa c'è dentro questa tornata elettorale. Beh, le candidature sono chiarissime, anzi no. Le novità stentano a farsi largo tra le riconferme, alcune abbondantemente sperimentate, come quella di Mario Tassone, che taglia il traguardo delle 9 legislature. Un bel record, non c'è che dire. Sono moltissimi i volti noti, come quello di Paolo Naccarato che all'ultimo istante si è fatto convincere, ha detto, da Berlusconi ad essere della partita, dopo aver annunciato di non volersi ricandidare. Come dire, in politica mai dire mai. L'elenco delle riproposizioni è lungo, ma ciò non impedisce ai neofiti di guadagnare un po' di spazio e visibilità. È il caso di Fulvia Caligiuri, catapultata dal mondo dell'impresa a quello della politica, così come Massimo Misiti che si tuffa nel lagone svestendo per i giorni della campagna elettorale il camice bianco e la sala operatoria. C'è il debutto del rampollo di Casa Gentile, Andrea, che è anche presente nella lista proporzionale con il numero 2 in Sicilia, e della giovane Anna Laurea Orrico. C'è posto anche per i socialisti lungo corso, come Luigi Incarnato, e, per la dinastia dei Mancini, con Giacomo, anche il mondo delle professioni ha la sua fetta di opportunità, anche qui la pattuglia è nutrita, c'è Sonia Ferrari, l'indomito Franco Corbelli e come non segnalare la presenza di Pino Galati in quota Noi per l'Italia. Per oggi può bastare così, appuntamento a domani. Torniamo ad occuparci della tendopoli di San Ferdinando. Oggi la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. L'area, è stato deciso, sarà bonificata.
L'area dove sorge la vecchia tendopoli di San Ferdinando sarà bonificata, sarà inoltre individuato un sito in grado di garantire ospitalità ai migranti. È stato deciso nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato dal prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari dopo l'incendio in cui è morta una giovane donna nigeriana. Alla prima azione di intervento si affiancherà un'urgente pianificazione volta a realizzare una nuova struttura di accoglienza. Proseguiranno, ha poi detto il prefetto, servizi di controllo e vigilanza su tutta l'area, mentre ulteriore impulso verrà dato alle misure di contrasto ai fenomeni del caporalato e dello sfruttamento della prostituzione. Dalla riunione è emerso che la situazione di emergenza venutasi a creare rende necessari ulteriori e più intensi sforzi per individuare soluzioni alternative ai circa 2000 migranti presenti nell'area, 500 dei quali già ospitati nella nuova struttura posta accanto alla vecchia tendopoli. Il prefetto, dopo aver espresso il proprio cordoglio nei confronti dei familiari della giovane donna deceduta e formulato gli auguri di pronta guarigione ai 2 lavoratori extracomunitari feriti, ha ringraziato quanti si sono adoperati con grande spirito di sacrificio nell'immediatezza dell'evento per l'impegno profuso e la generosa e immediata risposta di solidarietà. Parla al nostro TG la commerciante che a Cosenza ha soccorso la ragazza vittima della rapina in pieno centro. Era ferita, dice ai nostri microfoni il questore Conticchio, determinanti le immagini del sistema di videosorveglianza. È iniziato qui, in via Attilio Giuliani, l'incubo di una studentessa calabrese che si è vista avvicinare da un giovane che l'ha strattonata, l'ha tirata per la sciarpa, le ha chiesto dei soldi, le ha preso il bancomat, lei è riuscita a fuggire, si è precipitata sull'isola pedonale e poi è entrata in un negozio per chiedere aiuto. Alle 18 di ieri lei si è vista entrare in negozio una ragazza che aveva bisogno di aiuto. Sì, era evidentemente scioccata, ferita e noi, chi c'era in negozio, giustamente le abbiamo dato i primi soccorsi con quello che ci trovavamo in negozio, ma poi abbiamo chiesto aiuto, abbiamo chiamato un'ambulanza, il 113, e loro hanno fatto sì che insomma si è attivata tutta la macchina dei soccorsi. Vi ha raccontato quello che era successo? Sì, ha detto che è stata aggredita da un ragazzo italiano che strattonata, l'aveva quasi presa in ostaggio chiedendo dei soldi, ma lei non avendone, lui pressava proprio ulteriormente, lei ha offerto la borsa, lui non contento, ancora chiedeva soldi, lei le ha dato la carta e ha voluto il codice della carta. Si è riuscita a svincolare ed è corsa, lui ha cercato di riafferrarla e l'ha tagliata su una mano con un attrezzo che non sappiamo cosa fosse, presumibilmente un taglierino. Fortunatamente ha trovato voi pronte ad accoglierla. Intanto era impaurita, le abbiamo subito dato dell'acqua, una cassetta che abbiamo sempre a portata di mano di pronto soccorso e abbiamo dato le prime cure, diciamo. Poi il resto è venuta l'ambulanza, il 113, hanno fatto tutto. È uno degli episodi che si è verificato ieri, ma a cui precedono altri 3-4 episodi che hanno riguardato piccole rapine che comunque allarmano il cittadino, allarmano le persone. In pieno centro effettivamente ieri si è verificato questo. Abbiamo visto la zona, c'è una videosorveglianza con delle speranze di arrivare, individuare l'autore di questo gesto? Il nostro obiettivo è proprio questo, di vedere attraverso il sistema di videosorveglianza di risalire a questa persona che comunque è un balordo. Ma al tempo stesso io invito la cittadinanza, come già sta avvenendo qui a Cosenza, di darci indicazioni anche in forma anonima. Noi siamo pronti anche a ricevere questo tipo di indicazioni per poter dare una sicurezza ulteriore ai cittadini. Questo al fine di debellare da subito questo fenomeno. Sembra esserci una recrudescenza della microcriminalità, forse in relazione anche alla presenza del traffico di stupefacenti in città. Sicuramente una delle cause è l'uso e il consumo di sostanze stupefacenti. Comunque la questura ha messo in piedi una serie di dispositivi unitamente alle altre forze di polizia per poter
vivere in serenità le serate cosentine. La ragazza in questione ha avuto subito l'aiuto, la solidarietà da parte dei commercianti di Corso Mazzini che l'hanno accolta nel negozio, le hanno fatto superare questo momento di shock. In più un'altra signora ha denunciato un'aggressione da un soggetto che probabilmente corrisponde all'identikit della persona che ha aggredito la ragazza stessa. Poco prima c'è stato un tentativo di aggressione a cui la signora ha risposto prontamente. È vero che i commercianti stanno dando la massima collaborazione e spero che lo facciano altrettanto con le immagini di videosorveglianza. Il GUP di Vibo Valentia ha condannato a 17 anni e 4 mesi di reclusione Giuseppe Zangari, reo confesso dell'omicidio del commercialista e amico Bruno Laccaria, avvenuto l'8 febbraio del 2017 nelle Serre Vibonesi. 17 anni e 4 mesi di carcere è la condanna inflitta dal GUP del Tribunale di Vibo Valentia al termine del processo con rito abbreviato a Giuseppe Zangari, 46enne di Spadola, accusato di aver assassinato il suo amico e compare d'anello Bruno Laccaria, il commercialista trovato morto in un bosco delle Serre il 28 febbraio del 2017. Omicidio e false dichiarazioni al pubblico ministero sono i reati contestati a Zangari. Secondo il magistrato, per sviare le indagini avrebbe messo in piedi una messa in scena. Dopo la scomparsa di Laccaria, infatti, raccontò agli inquirenti di essere stato aggredito da 2 persone che lo avrebbero costretto a bere del pesticida. L'imputato è stato condannato anche a risarcire i familiari della vittima. Di Bruno Laccaria si erano perse le tracce dalla mattina dell'8 febbraio del 2017. A distanza di 3 settimane, dopo aver simulato, secondo l'accusa, l'aggressione, Zangari raccontò agli inquirenti la sua verità. Il 28 febbraio confessò il delitto dicendo di aver colpito l'amico con un bastone al culmine di una lite e indicò il luogo in cui alcune ore dopo fu rinvenuto il corpo di Laccaria. Ancora da chiarire il movente del delitto. Lamezia senza acqua, la Guardia di Finanza ha perquisito le sedi di Sorical e Multiservizi, 7 gli indagati per interruzione di pubblico servizio. Questo e altro nei nostri 100 secondi. I finanzieri del gruppo di Lamezia Terme, su incarico della Procura, hanno effettuato perquisizioni nella sede della Sorical, la società mista a maggioranza pubblica che gestisce la rete di distribuzione idrica, e della Lamezia Multiservizi nell'ambito dell'inchiesta per interruzione di pubblico servizio. 7 gli indagati, 3 responsabili della partecipata lametina e 4 della Sorical. L'indagine è motivata dalla mancata erogazione per diverse ore della giornata e in varie zone di Lamezia Terme di acqua corrente sia nelle abitazioni che negli esercizi pubblici. Nel bagagliaio dell'auto i carabinieri, nel corso di un controllo, hanno trovato un sacco con 11 kg di marijuana, arrestato un 49enne reggino, l'uomo già noto alle forze dell'ordine. Altri 3 arresti per spaccio di sostanze stupefacenti sono stati fatti dai carabinieri della compagnia di Roccella Ionica in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare dal giudice per le indagini preliminari di Locri. Un arresto e una denuncia a Paola nel Cosentino per detenzione di sostanza stupefacente. La Polizia di Stato, nell'ambito di controlli, ha fermato 2 uomini. In manette è finito un 64enne, ritrovati occultati in casa e nel giardino quasi 3 kg di marijuana. Personale del commissariato di Catanzaro Lido ha arrestato un 20enne per reato di evasione. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, era agli arresti domiciliari, ma quando gli agenti hanno bussato alla sua porta per un controllo hanno trovato l'abitazione vuota. Bimba maltrattata a Palmi, la piccola malnutrita e sporca è stata affidata ai servizi sociali. In manetta è finita una dottoressa di Palmi, indagini in corso per chiarire una vicenda dai contorni ancora oscuri. Oggi vogliamo tornare su una triste storia avvenuta nella piana di Gioia Tauro, precisamente a Palmi, ancora più triste e drammatica perché a perpetrarla su una minore è una professionista, un insospettabile medico che lavora presso l'ASP Regina. Ma andiamo ai fatti: una bambina che è stata trovata rannicchiata, che non riusciva a parlare né a reggersi in piedi in un ambiente malsano. Indossava ancora il pannolino nonostante avesse 4 anni, dei vestiti vecchi e sporchi e i capelli annodati in condizioni igieniche precarie. Costretta a vivere
vivere segregata in casa da una donna che alla polizia, giunta in casa per arrestarla, ha detto di essere sua madre. Chi sia la piccola e perché fosse in quella casa e quanto la donna, un medico di Palmi in servizio all'ASP di Reggio Calabria, dovrà ora spiegare ai magistrati della Procura di Palmi che nei suoi confronti hanno emesso il provvedimento di arresto ai domiciliari per maltrattamenti contro i minori, falsa attestazione in concorso con il marito, un uomo di nazionalità bulgara al momento irreperibile. Le indagini della polizia giudiziaria sono iniziate a febbraio dello scorso anno a seguito di una segnalazione giunta negli uffici della Procura, informata del fatto che insieme alla professionista indagata vivesse una bambina di 4 anni alla quale veniva negato di uscire. Gli agenti di polizia hanno potuto verificare che la bambina vivesse realmente in casa con la donna e con il coniuge. Quando gli uomini delle forze dell'ordine sono arrivate nell'abitazione della donna, questa ha prima negato la presenza della piccola e successivamente ha invece riferito che la bambina di cui gli agenti parlavano fosse la figlia naturale del compagno, al momento assente. Su disposizione della Procura di Palmi è stato effettuato un test genetico prelevando materiale organico dell'uomo di nazionalità bulgara, ma la comparazione dei profili genetici non ha dato esito positivo. Le indagini hanno permesso di scoprire che non molto tempo fa la donna aveva fatto richiesta di adozione della bambina al Tribunale dei minorenni di Reggio Calabria, ma il giudice aveva respinto tale richiesta perché il coniuge della donna si era rifiutato di sottoporsi all'esame del DNA. Il sospetto è che la piccola possa essere stata comprata ed a avvalorare la tesi degli inquirenti ci sono alcuni movimenti di denaro anomali sui conti dei due coniugi. La bambina è stata liberata dai poliziotti che hanno informato i servizi sociali del comune di Palmi e dopo il ricovero in ospedale a Polistena nel reparto di pediatria è stata portata in una struttura protetta. Dei fatti sono state informate l'ambasciata bulgara in Italia e quella italiana in Bulgaria. Annullata per la seconda volta la condanna all'infermiere dell'ospedale di Lamezia accusato di aver abusato di una paziente ricoverata nel reparto di psichiatria. I giudici della Cassazione hanno accolto la richiesta dei legali dell'uomo. Adesso dovrà essere celebrato un nuovo processo d'appello. La Corte di Cassazione ha annullato per la seconda volta la condanna inflitta a Franco Pino, l'infermiere dell'ospedale di Lamezia Terme accusato di violenza sessuale ai danni di una paziente del reparto psichiatrico. L'uomo era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Lamezia sulla base delle dichiarazioni della vittima. La sentenza fu confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro che il 13 dicembre del 2012 condannò l'uomo a 5 anni di reclusione. I legali dell'infermiere fecero ricorso in Cassazione che il 12 febbraio del 2014 annullò la sentenza rinviando gli atti alla Corte d'Appello di Catanzaro, che nel giudizio di rinvio il 14 dicembre del 2016 aveva confermato nuovamente la sentenza di condanna. I legali presentarono un nuovo ricorso che adesso è stato accolto nuovamente dalla Cassazione, rendendo necessario un altro processo d'appello. A Reggio adesso per il processo Breakfast, il procedimento in cui è imputato l'ex ministro Scajola. Adesso bisogna capire cosa accadrà nel prosieguo del dibattimento del processo Breakfast in corso a Reggio Calabria, nel quale sono imputati l'ex ministro Claudio Scajola e Chiara Rizzo, moglie dell'ex deputato Amedeo Matacena, attualmente latitante a Dubai. Scajola in particolare è accusato di avere tentato di organizzare una rete affinché Matacena potesse trovare, dopo la condanna definitiva per mafia, tranquilla sistemazione in Libano. Lui ha solo ammesso di avere chiesto informazioni circa l'operatività e riguardo alle procedure. Per farlo si era rivolto al consulente d'impresa catanzarese di origine, ma residente in Libano, Vincenzo Speziali. Adesso però ha patteggiato una pena di 1 anno di reclusione dopo un accordo con la Procura di Reggio Calabria, che ieri ha trovato il sigillo della certezza con l'intervento del GIP che ha ritenuto l'accordo congruo. Il patteggiamento, lo sappiamo, è un'ammissione di colpevolezza e Speziali, ammettendo la sua colpa, può diventare elemento ulteriore a favore dell'accusa e a sfavore di Scajola. È una notizia che è arrivata in serata, un tamponamento a catena sulla statale 18 a San Lucido nel Cosentino, coinvolte 4 autovetture, non ci sarebbero gravi feriti, intervenuti sul posto comunque i vigili del fuoco, 3 ambulanze del 118 e la polizia stradale, i feriti sono stati trasportati in ospedale. Confronto serrato tra sindacati e governo regionale, è fissata una nuova scadenza il prossimo 2 febbraio per la verifica degli interventi sulle risorse, precise le richieste della CGIL.
Il sindacato incalza il governo regionale dopo la mobilitazione di CGIL e UIL. Il 16 novembre scorso la nuova scadenza è fissata al 2 febbraio, quando il comitato di sorveglianza del POR verificherà politiche e interventi previsti dalle risorse comunitarie, tante e disponibili. Il riferimento è ai fondi POR, Patto per la Calabria e il resto al sud. Intanto continuano gli incontri interlocutori. In una nota il segretario generale della CGIL fa sapere che sì, è stata espressa la volontà di cambiare rotta. Abbiamo riscontrato, fa sapere inoltre Sposato, l'intenzione di redigere un piano di assetto idrogeologico e manutenzione del territorio, con l'istituzione di un ufficio del piano per un coordinamento unico degli interventi ed evitare la polverizzazione delle risorse. Altro punto cardine per il sindacato è la zona economica speciale definita dal governo. Abbiamo chiesto al governatore di utilizzare questa fase sulla ZES per il rilancio delle strategie industriali nazionali ed in Calabria, facendo leva sul vantaggio dei fondi a disposizione, sui benefici fiscali e previdenziali a lungo termine degli investimenti. Sul porto di Gioia Tauro in particolare, chiesto dalla CGIL un confronto con il governo per definire un piano di rilancio degli interventi. Infine le politiche attive. È necessario, conclude Sposato, riconvocare un tavolo tecnico per un approfondimento delle risorse disponibili, dei beneficiari e degli interventi previsti da sottoporre negli organismi e alle assemblee dei lavoratori. Solo un accompagnatore perché arriva in pronto soccorso alla disposizione dell'azienda ospedaliera di Cosenza, che fa discutere. I sindaci della piana di Gioia Tauro incontreranno nella prima settimana di febbraio il governatore Mario Oliverio per discutere dei problemi della sanità nel comprensorio. Lo ha annunciato il sindaco di Rosarno Giuseppe Idà, presidente dell'Assemblea della Città degli Ulivi, a seguito del... C'è stato un piccolo contrattempo, un piccolo equivoco con la regia. Vediamo se è pronto questo servizio, altrimenti andiamo avanti col nostro giornale per parlare di raccolta differenziata dei rifiuti, perché Legambiente ha presentato proprio oggi a Catanzaro i dati del dossier sui comuni ricicloni. Cosenza è emerso è la provincia più virtuosa, al primo posto Casole Bruzio con il 91,8% di differenziata. Vediamo se è pronto questo servizio. Cresce la raccolta differenziata in Calabria e sono soprattutto i piccoli comuni quelli più virtuosi. Legambiente ha reso noto nel corso della terza edizione del premio Comuni Ricicloni i dati del dossier nella sede della cittadella regionale. Al primo posto in Calabria si conferma Casole Bruzio, che oggi fa parte di Casali del Manco, che raggiunge il 91,8% di raccolta differenziata, e Cosenza è la provincia più virtuosa. Nella classifica dei 10 comuni ricicloni troviamo infatti San Giorgio Albanese, San Benedetto Ullano, San Vincenzo La Costa, Pietrafitta, Carolei, Civita e San Pietro in Guarano, e infine Mongiana in provincia di Vibo Valentia. La differenziata è un punto di partenza, non può essere assolutamente un punto di arrivo, perché noi abbiamo la necessità non solo di differenziare ma soprattutto di riciclare e di utilizzare la materia prima seconda. Quello è lo step successivo al quale stiamo già lavorando, dare una mano ai comuni perché possano utilizzare aziende che riescono a produrre diciamo, nuovi manufatti dalla materia prima seconda e utilizzarli all'interno del nostro territorio. Dobbiamo fare in modo che i nostri rifiuti diventino effettivamente una risorsa. Dati incoraggianti dunque, visto che i comuni che in Calabria hanno superato il 65% di raccolta differenziata rispetto allo scorso anno sono più che raddoppiati. Nel 2015, quando abbiamo tenuto la nostra prima edizione di Comuni Ricicloni, i comuni sono passati da 10 a 47, quindi sono quintuplicati. Un segnale incoraggiante che noi vogliamo che sia sostenuto da parte della Regione, i comuni che devono fare la loro parte attraverso adesso la messa in campo e la costituzione degli ambiti territoriali ottimali su base provinciale e gli ambiti di raccolta ottimale che sono invece su scala ridotta, subprovinciale. Noi con questo dossier vogliamo raccontare una Calabria bella che ce la fa, in cui si consolida
l'esperienza della raccolta differenziata. Adesso vogliamo lanciare la sfida guardando oltre la raccolta differenziata, quella che è la politica del riuso, del riciclo e della riduzione dei rifiuti. Bene, possiamo adesso vedere il servizio che vi avevo prima annunciato e che riguarda questa disposizione dell'azienda ospedaliera di Cosenza che fa discutere, cioè solo un accompagnatore per chi arriva in pronto soccorso. Il provvedimento è in vigore da un mese all'Annunziata di Cosenza, lo sa bene chi ha accompagnato un parente al pronto soccorso all'interno del Dipartimento di Emergenza. La circolare viene fatta rispettare per tutelare, spiega il management aziendale, soprattutto pazienti e operatori sanitari. C'è semplicemente una disposizione che ha stabilito che i pazienti in pronto soccorso non possono avere non più di un familiare come accompagnatore, perché altrimenti si crea grossa affluenza e si blocca il pronto soccorso. Abbiamo verificato che alcuni pazienti portavano 4-5 congiunti e creavano grossi problemi lì al pronto soccorso. Questo è uno dei tanti provvedimenti che abbiamo assunto per cercare di contenere l'affluenza di pubblico all'interno del pronto soccorso. Riorganizzazione per offrire migliori prestazioni è la filosofia dell'azienda ospedaliera, che però si scontra con la preoccupazione delle famiglie che raccontano vere e proprie odissee, attese snervanti e malati lasciati solo al buon cuore di figli, madri, fratelli, sorelle, insomma di quella rete affettiva che spesso sostiene il poco personale in servizio. Nei corridoi dell'Annunziata, nei reparti, si è diffuso l'allarme e la paura di non poter assistere i propri cari, ad esempio nel delicato post-operatorio o nel caso di anziani non autosufficienti, solo per citare alcuni esempi, ma il direttore generale assicura: è limitato solo al pronto soccorso, non c'è nessuna stretta, non è stato fatto nessun tipo di provvedimento di blocco dell'assistenza da parte dei congiunti ai nostri ricoverati. Vi abbiamo parlato nei giorni scorsi dell'atto vandalico al Parco Archeologico di Vibo, oggi in campo cittadini e associazioni. È stata una chiamata a raccolta dopo il raid vandalico in località Cofino che ha colpito il parco archeologico ormai prossimo all'apertura. Un appello ai vibonesi per un incontro pensato con l'intento di testimoniare concretamente l'interesse e l'amore per le bellezze archeologiche, storiche, artistiche di cui la città è ricca e per condannare in maniera forte e decisa le mani ignote che hanno voluto gravemente danneggiare la copertura protettiva dell'area sacra di età greca che dopo anni di scavi e di lavoro stava per essere restituita alla città. E sono stati in tanti questa mattina ad aver sfidato il freddo pungente per offrire personalmente questa testimonianza con una semplice, silenziosa presenza. Registriamo questo atto di vandalismo, di puro, gratuito vandalismo. Questo non toglie che si tratti di un sito straordinario per la città, per la comunità, per la Calabria intera. Sono qua per la profonda indignazione verso l'ennesimo atto di pura barbarie, di vandalismo che attanaglia ormai questa città che sta diventando sempre più moribonda e sempre più in decadenza. La sensazione che ho provato stamattina venendo qua è come se avessi visto una vergine violata. Tanta rabbia per una città bella, bellissima, purtroppo i cittadini sono sempre di meno e sempre di più gli abitanti, quelli che la usano e non capiscono un posto così bello da difendere e non da oltraggiare. E adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. Continua la fase stabile sulla nostra regione, favorita dalla presenza di un promontorio anticiclonico che sta interessando tutta l'Europa centro-occidentale. Tuttavia non saranno giornate completamente soleggiate, specialmente sui versanti tirrenici, dove possibili addensamenti potrebbero causare locali fenomeni, anche se di poco conto. Mentre dalla giornata di giovedì l'arretramento verso ovest dell'anticiclone favorirà la discesa dal nord Europa di una perturbazione verso l'Italia, che sarà accompagnata anche da aree più fredde, che causerà un deciso calo delle temperature, e la Calabria ne dovrebbe essere interessata dalla giornata di venerdì, ma di questo ne riparleremo meglio nei prossimi appuntamenti. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria.
Mercoledì, sui versanti tirrenici, cieli parzialmente nuvolosi con possibili ma insignificanti fenomeni. Altrove, cieli poco nuvolosi, temperature stazionarie. E adesso diamo lo sguardo a mari e venti. Mercoledì mari poco mossi con venti a regime di brezza. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per aver seguito il nostro TG, buon proseguimento di serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.